Se vogliamo parlare di ambiente eccetera, l'ultimo bilancio che abbiamo, l'assessore Gazzola ha postato sul capitolo di bilancio nuove piantumazioni, 700.000 euro. Ora la domanda è... Scusa, quanti alberi in più corrispondono? La domanda è, in 5 anni quanti alberi in più avete piantato? 6.248. Allora, guarda, io faccio... Guarda, questa è la mia materia. Viale Cesare Battisti, io faccio... sono stati tagliati gli alberi, sono 2 anni che non sono stati... Ma non c'entra, sono 6.248. Se qualcuno dice il contrario, siccome c'è una delibera di giunta con parere tecnico su questo, vuol dire che abbiamo detto il falso. E allora ci denunci. Invece, siccome siamo passati... è una cosa... No, attenzione. Siccome questa cosa è già venuta fuori, c'erano poco più di 20.000 alberi, siamo arrivati quasi a 27.000. Siccome ci sono dei costi di manutenzione, se diciamo qualcosa che non è vero vuol dire che stiamo dichiarando il falso e che ci sono dei pareri tecnici falsi. Andate alla Procura della Repubblica domani mattina. Siccome non l'avete fatto... Ma siccome non c'è bisogno di andare alla Procura della Repubblica... No, perché quando si dice non è vero... No, ma io non sto dicendo non è vero, io sto dicendo... Quindi li abbiamo piantati 6.000 alberi. Ho una constatazione che la parte che... Davanti a casa tua non ci sono gli alberi. Non abito in Viale Cesare Battisti, ma comunque la domanda è dove sono stati piantumati, perché la percezione che si ha di queste piantumazioni non ci sono. Ripeto, noi abbiamo appostato sul tema nuove piantumazioni 700.000 euro. Ma, scusa, 700.000 euro. Sarà andati in manutenzione perché gli alberi non li avete messi. Ci sono, scusami, però. Nuove piantumazioni. Scusami. Allora ci invita un'altra cosa, io porto ci sono i pareri tecnici che dicono una cosa e voi che avete stanziato 700.000 euro. Vuoi venire a fare un giro? So che magari uscire dalla città può essere complesso. Vuoi venire Guarda che io abito fuori città, vuoi venire che fai? Vuoi venire? Non è che mi provochi, assessore, io faccio l'avvocato. Vuoi venire via Orsenigo? Vuoi venire via Orsenigo? Andiamo a fare un giro?